tempo che pensavo comunque di contattarla e invitarla a fare un qualsiasi tipo di incontro e offrirle quindi lo spazio della nostra libreria per fare qualcosa insieme. Quindi Aspetta che proviamo a dargli supporto. le cose succedono sempre al momento giusto e quindi con molto piacere ho accolto il messaggio di Stefania e la richiesta di fare una presentazione appunto qua con noi. Qualcuno conosce Stefania, qualcun altro no, quindi stasera nella presentazione parleremo quindi del libro che lei ha scritto insieme alla sorella Ilaria, che è qua presente. Parleremo anche un po' di come è nata questa passione verso questo comunque grandissimo autore e grande professore che comunque ci ha regalato tante emozioni e anche qualche parola sulla comunità di sarda che esiste qua in Sardegna, quindi qual è lo scopo, gli obiettivi e come si muove. Quindi io inizierei subito chiedendo a Stefania di raccontarci un po' la tua storia e come sei arrivata a conoscere il mondo a terra di mezzo, a conoscere il mondo di Tolkien, e quindi raccontaci un po' come è nato tutto questo. Va bene, grazie Daria per avermi gentilmente offerto questo spazio. Era da molto tempo che io desideravo venire ad Alghero perché io ho studiato qui e per alcuni anni ho abitato qui e parte del mio cuore abita nella Riviera del Corallo. Come ho conosciuto Tolkien? Questa è una storia lunga. Come tutti, penso, quando sono usciti i film del Signore degli Anelli, nel 2000 avevo 11 anni, però quando proprio ho conosciuto le opere devo dire che ero già adulta, oltre che adulta, ero anche laureata. Il caso vuole che io fossi laureata, che io sia laureata, più o meno nello stesso settore, nello stesso ambito del professore. Cioè io sono laureata in mediazione linguistica e culturale, con inglese come prima lingua, e poi in lettere e corso storico, in cui ho studiato soprattutto filologia, anche se è romanza, perché io la preferisco, dato che comunque sono un'attività della lingua sarda, e studi soprattutto medievistici. E quando lessi Lo Hobbit, appunto avevo 24 anni, forte di questi studi linguistici, i suoi libri mi hanno parlato a un livello molto profondo, sembrava che fossero scritti per me. In modo particolare i miei preferiti sono L'Hobbit e il saggio sulle chiavi, che proprio analizza le chiavi da un punto di vista antropologico e folclorico e la loro importanza a livello culturale e letterario. E dunque è così che io ho conosciuto Tolkien, ma soprattutto L'Hobbit è un'opera che mi ha parlato a livello personale, a livello proprio filosofico, perché apparentemente può sembrare un racconto per bambini, però quello che nasconde in realtà è veramente molto profondo, è un classico immortale senza tempo, e al di là della semplicità della lettura, diciamo, letterale, nasconde un significato filosofico molto profondo, ma anche in sé contiene numerosi riferimenti alla letteratura anglosassone. Possiamo citare Beowulf, possiamo citare anche la letteratura germanica Allegri, Cantare dei Nibelunghi, e anche comunque molti messaggi evangelici. Si pensi soprattutto all'episodio della montagna, appunto il Vangelo di Matteo, e comunque altri riferimenti letterari, per esempio anche Cicerone o Agli Enifata, mutuati dal panorama della letteratura latina a quella anglosassone. E un'altra cosa che comunque caratterizza L'Hobbit per me, che per me è importante, è il fatto che il protagonista non sia un ragazzo o una ragazza giovane, come in genere ci aspettiamo dalle fiabe tradizionali. Quello che io amo dell'Hobbit è che il protagonista sia un uomo di mezza età già sistemato, che non aveva bisogno di mettersi in gioco, di viaggiare. E quello che dice il libro è: tu non è ancora tardi per fare ciò che vuoi, per essere chi vuoi. E quando ti aprirai e farai ciò che tu vorrai per te stesso, quello che tu vorrai per te stesso, scoprirai
il mondo, scoprirà tantissime cose e diventerà libero te stesso, sarà libero dagli schemi dei tuoi concetti. E questo è quello che mi ha spinto anche a fondare Sarda, perché in Sardegna non c'era ancora una comunità per gli studi delle opere del professor Tolkien, eppure noi sardi contiamo tra le nostre fila moltissimi appassionati che sono costretti a partecipare a eventi di là dall'acqua in Italia. Esatto. O all'estero, però qualcosa che sia veramente nostro, che sia fatto a misura di sardo, mancava. Così io e mia sorella abbiamo deciso di fondare nel dicembre del 2017 Sarda, quello che all'epoca era la compagnia del West March, ossia dei confini occidentali. E così poi ci siamo uniti al gruppo di Italia successivamente e siamo diventati Sarda Tolkien Sardegna, una comunità attiva per lo studio delle opere di Tolkien, per conoscerlo come autore di classici, non solo come autore fantasy, perché secondo me anche un po' a torto viene considerato il padre del fantasy. Perché se consideriamo il Signore degli Anelli o comunque l'Hobbit come due romanzi esclusivamente fantasy, dovremmo comunque considerare fantasy anche il resto, buona parte diciamo della letteratura medievale europea. Si basta pensare appunto ai racconti di Re Artù, dove abbiamo draghi, abbiamo elementi magici, solo per citare uno che comunque sta proprio alle radici di tutta l'Europa, non semplicemente degli inglesi. E quindi volevamo un gruppo a misura di sardo che desse valore però anche alla cultura sarda, dove un sardo potesse sentirsi libero di scherzare nella sua propria lingua, di conoscere l'autore, di poterlo apprezzare, leggere, di poterne parlare nella sua lingua, ma anche di poter porre i temi trattati da Tolkien nelle sue opere, temi come l'ambientalismo, l'identità culturale, le lingue, poterle porre nel suo piano, nel piano del mondo in cui vive, quindi affrontare tematiche attraverso le opere di Tolkien che sono care anche alla Sardegna, per poter comunque pensare attraverso questi classici, non semplicemente escapismo, ma anche impegno attivo e culturale per la salvaguardia della nostra lingua, per la salvaguardia della nostra terra. Sì, sono molto d'accordo su questa, la salvaguardia della lingua ma anche della terra, dato che comunque noi qua in Sardegna abbiamo veramente forse un patrimonio boschivo pazzesco, con alberi che hanno centinaia, anche migliaia di anni. E per me per esempio Tolkien mi ha sempre insegnato a approcciarmi anche a questo patrimonio che abbiamo qua in Sardegna con molto rispetto, proprio come parlando con un anziano saggio, ascoltare la storia che comunque i nostri boschi hanno da raccontarci. Bene, parliamo invece di questo bellissimo libro, perché io quando è arrivato l'ho sfogliato e la prima cosa che ho scritto a Stefania è stato complimenti, infatti complimenti a te e a tua sorella perché è veramente bello, non solo per il modo in cui è realizzato, ma anche c'è proprio tutta la fattura del libro, che è proprio un pezzo da collezione. Grazie. Per qualsiasi appassionato dovrebbe avere questo libro nella sua libreria personale. Quindi raccontaci un po' come è nata l'idea, come l'avete sviluppata, la storia di questo che c'è dietro questo libro. Allora, questo libro nasce nel contesto di Sarda Tolkien Sardegna. Ora noi abbiamo un sito di giù rispetto bilingue, un canale YouTube, però inizialmente non era così. Noi tenevamo molto a dar valore alla lingua sarda, come dicevo, quindi i nostri post erano bilingue, erano più articoli, saggi o anche piccole traduzioni di lingue. Noi ci siamo resi conto che questo era apprezzato dal pubblico, anche dal pubblico estero, perché ci seguono molto anche sia dall'Italia che dagli altri paesi, sia in Europa che in America, specialmente quelli di lingua spagnola. Però il problema era i sardi, che pur apprezzando il nostro impegno non comprendevano il sardo, molti di loro non lo comprendevano, soprattutto le persone della nostra età, diciamo i millennials.
E Io sono una di quelle, cioè nel senso che lo leggo, lo capisco, ma se per esempio mi parlano mi perdo completamente. E questo è un problema comune a molti. Molti hanno una conoscenza passiva, però quello che manca è proprio un'educazione proprio all'ortografia del sardo. E questo manca perché manca nelle nostre scuole, nelle scuole locali, nelle scuole sarde, ed è una grave mancanza. Noi abbiamo deciso dunque di iniziare le persone, i nostri utenti, alla lingua sarda, ad approcciarsi alla lingua dei loro padri attraverso una cosa che loro amano, che loro conoscono. Perché allora io e Stella abbiamo fatto studi linguistici e letterari. Noi sappiamo che quando si legge qualcosa che già si conosce o che si ama, un concetto viene appreso più celermente. Dunque, perché non tornare alla terra di mezzo, riscoprirla con gli occhi della nostra gente, con gli occhi dei nostri padri, renderla più familiare, più di casa, cioè non ha prezzo. È qualcosa che lo rende più tuo, più vivo. Sì, in italiano è splendido, tutti noi parliamo in italiano, tutti noi apprezziamo gli argomenti dei film, apprezziamo la tradizione storica, qualcuno apprezzerà anche la nuova, ma sentirlo proprio i personaggi che parlano come i tuoi nonni, che sanno esprimere anche concetti di un certo livello, di una certa importanza nella tua lingua, che poi si possono rintracciare tutta una tradizione letteraria medievale sarda. Ecco, secondo me questo non ha prezzo, dunque abbiamo pensato così di creare un alfabeto in modo tale che ogni parola ponesse un piccolo testo in sardo accompagnato da una traduzione italiana e un disegno che richiamava appunto l'immaginario del film, perché appunto quando noi pensiamo ormai da quasi 20 anni all'opera di Tolkien, quasi tutti associano comunque l'immagine di Gandalf a Ian McKellen, l'immagine di Frodo al volto di Elijah Wood, e quindi per una questione associativa abbiamo optato per una grafica che richiamasse appunto quella dei film, in modo tale che un utente che non conosceva il sardo o che comunque si approcciava per la prima volta al sardo scritto avesse comunque dei riferimenti già conosciuti, delle chiavi che comunque lo portassero a ricordare e memorizzare in modo più celere. Però quando noi abbiamo fatto i disegni siamo stati attenti anche a seguire le descrizioni di Tolkien, quindi si rifanno in parte a Peter Jackson, all'immaginario di Peter Jackson, però si rifanno anche al canon creato da Tolkien. Per esempio c'è un disegno particolare, quello che rappresenta il re Elessar, che reca una corona alta alata di tipo vescovile, che come era concepita Tolkien all'inizio, ma che viene cambiata per un cessetto di metallo nei piedi. E quindi questa è una cosa a cui siamo stati attenti. Invece per quanto riguarda i paesaggi, alcuni che rappresentano i luoghi del Silmarillion, che è un'altra delle opere di Tolkien, una delle opere del suo leggendario, sono ispirati alla Sardegna, paesaggi sardi, in modo particolare al Qualonde. Il pozzo del Qualonde è ispirato alla Baia di Anziero vista da Maria Pia, dalla Chiesa della Conchiglia. Ho cambiato un pochino l'architettura della città, l'ho resa un po' più classicheggiante, però penso che uno più attento possa riconoscere il vero. Sì, vedi, questa cosa comunque delle descrizioni dei paesaggi di Tolkien che sicuramente ricordano tantissimo comunque i paesaggi sia dell'Inghilterra, comunque dell'Irlanda, ma io li ritrovo tantissimo anche qua in Sardegna. Ci sono dei posti che veramente urlano terra di mezzo, Io secondo specialmente, me. allora noi con Sarda abbiamo un hashtag è questo qui, Sardinia is the real Numenor. Sono d'accordo. Per me Sardegna è la vera Numenor dal punto di vista mitologico e paesaggistico. Io penso che sia importante, che sia stato per noi importante creare questo hashtag, perché in questo modo possiamo rapportarci attraverso Tolkien all'immaginario mitologico sardo e alla nostra terra. Noi siamo gli uomini dell'Ovest, dopo tutto. Sì, sono d'accordo su questo, molto Potremmo d'accordo. fare, se vuoi, un evento Volentieri. a tema Numenor, Sardinia is the real Numenor.
E quindi penso che attraverso la mitologia, attraverso Tolkien come mito poeta, possiamo tornare ai miti sardi, a conoscerli, a bruciarci ad essi. Un'altra cosa che possiamo fare con Tolkien, però in veste di glottopoieta e di linguista, è tornare alla nostra lingua, la lingua dei nostri padri. Sì. Io all'inizio del libro cito il saggio inglese gallese, e questo saggio in realtà è stata una lezione universitaria in onore di un professore, si chiamava O'Donnell, erano le O'Donnell Lectures, tenute nell'Università di Oxford nel 1955. E in questo saggio, in questa lezione, lui dice che quando una lingua scompare anche il popolo che la parla, e quando questo accade non è mai qualcosa di pacifico. E quando un popolo perde la propria lingua cambia, diventa un popolo completamente diverso da quello che erano stati i suoi antenati. E questo secondo me è una chiave, e questo è anche lo spirito che possiamo respirare nella terra di mezzo. Nel Silmarillion abbiamo per esempio i re degli Elfi, Silvani, Thingol, che proibisce ai Noldor di parlare la loro lingua, il Quenya. Il Quenya era una lingua parlata comunemente, diventa una lingua letteraria e poi diventa una lingua sconosciuta e poi conosciuta solo dai saggi, queste memorie sono conservate. Ecco, io non voglio che il sardo faccia la fine del Quenya. Assolutamente. Voglio che il sardo sia continuato a essere parlato, voglio che la gente lo scriva, che lo parli e che si evolva insieme alla società che sia una lingua moderna, perché è una lingua normale, con cui si può parlare di qualunque cosa, non c'è assolutamente vergogna, non è una lingua, non è un dialetto, non è una lingua volgare, non è una lingua per la gente che lavora in campagna, è una lingua con una grande tradizione letteraria, è una lingua che nasce come lingua giuridica, è la lingua più antica dell'italiano. È importante dire anche che è stata una lingua che 2 donne hanno usato da subito per scrivere leggi, mi riferisco ad Adelaide di Torres, il cui codice è stato utilizzato fino al 1800. Non è tantissimo tempo fa, voglio dire. E poi Eleonora del Borea. Inoltre è una lingua che ha avuto molti legami con la tradizione letteraria spagnola e che così in Spagna ancora oggi è molto studiata. Una lingua che parlava nella casa reale spagnola. E quindi è una lingua degna, una lingua con una tradizione che merita di essere conosciuta dai sardi. È una lingua che noi dobbiamo proteggere perché è la nostra. Abbiamo il diritto e il dovere di proteggere. E Tolkien è un autore che è stato tradotto in molte lingue minoritarie. Nella famiglia romanza possiamo citare l'asturiano, che è una lingua parlata nel nord della Spagna, e il gallego, che è un'altra lingua parlata nel nord della Spagna, che sono proprio della nostra famiglia, la famiglia romanza, quindi sardo. Molti punti in comune abbiamo con queste lingue, diciamo, ispane. L'Hobbit è stato tradotto inoltre, oltre a lingue, vi è anche la traduzione Cherokee, che penso come numero di locutori non sia il numero di locutori in sardo, e c'è, ed è una cosa bella che fa piacere. E questo libro, il nostro libro, rompe con la tradizione, perché per la prima volta abbiamo un testo di riferimento in sardo, in lingua sarda. Non è tantissimo, vi sono solo 2 poesie tradotte, però io spero che apra la strada a più traduzioni di questo autore in sardo. Noi meritiamo Tolkien nella nostra lingua, ma non solo per averlo come ossicente in sardo e poi non leggerlo, no, per viverlo. Io sono assolutamente d'accordo su questo, infatti spero che veramente si possa fare questo. E una cosa che io sto notando negli ultimi anni, c'è proprio questo desiderio, non solo nel vostro caso ma anche da tanti altri, di avere dei testi comunque famosi nelle lingue minoritarie, per esempio negli ultimi anni, ed è una cosa molto bella perché la stanno richiedendo nelle scuole. Per esempio noi abbiamo avuto qua Il Piccolo Principe tradotto in sardo e in catalano algherese, e l'hanno richiesto i bambini a scuola perché lo stavano leggendo a scuola, e ce l'hanno in tutte e 3 le lingue, quindi qua ad Alghero italiano, algherese e sardo. Questo è splendido perché comunque apre proprio la mente, non solo Assolutamente sì. a quello che può essere
cioè non è solo un tornare dietro alle proprie radici, ma ti apre proprio da un punto di vista più umano, perché hai quelle lingue diverse, no? E poi so che Gagliero, l'autore del Piccolo Principe, l'ho stimato molto, l'ho amato molto. Sì, perché aveva la casa. Siamo noi che purtroppo non valorizziamo queste cose. In Inghilterra ci avrebbero fatto la targa, messo le luci, qua ci ha calpestato. Invece no, c'è una cosa che adesso stanno dando valore comunque a questo, sì. Cioè, è giusto, cioè, è un autore che è amatissimo in tutto il mondo, anzi uno degli autori più vecchi più amati che esistano. Quindi per Alighiero è una cosa di vanto. Sì, e io spero che la stessa cosa succeda anche comunque con le opere di Tolkien, lo spero veramente. Sì, anche noi. E avete tutto il nostro supporto su questo. Niente, io voglio chiudere dicendo che 2 parole su questo libro, perché appena mi è arrivato appunto sono rimasta, ripeto, affascinata. E con Stefania prima stavamo parlando del fatto che non c'è bisogno di essere né appassionati di Tolkien né conoscere il sardo, perché può essere anche preso come per avere dei punti di riferimento, per poter anche, se uno ha il desiderio di anche semplicemente vedere il film, perché c'è tanta gente che non ha mai visto il film e non sa che cosa aspettarsi, e avere questo libro, non si vuole prendere la briga di leggersi Il Signore degli Anelli, perché per molti comunque fa paura, e avere questo libro comunque gli permette magari di capire meglio quali sono le varie cose, le varie relazioni, i personaggi e quali sono i loro modi di vivere, perché è una cosa bellissima di Tolkien che comunque può essere veramente visto da ogni punto di vista, quindi ambientale, linguistico, ma anche antropologico, perché lui ha creato... Come solo i classici possono Esattamente. parlare. Ogni volta che si torna adesso si scoprono sempre nuovi contenuti, nuovi significati, nuovi messaggi. È un'opera che proprio, sì, è un classico, ha stravinto la prova del tempo, ma le barriere culturali. Assolutamente sì, anche perché ogni popolo veramente può parlare, ogni popolo da lui descritto può parlare la lingua di tutti i popoli del mondo, tutti possono sentirsi in sintonia con i vari personaggi che lui ha descritto, quindi veramente Tolkien io lo definisco un personaggio universale. Per me è l'autore del secolo, Anche anche secondo- il titolo del libro di Tom Shipping, i massimi ispirati di Tolkien, Sì, e non c'è definizione più appropriata secondo me. sono d'accordo. Ha restituito il genere dico, ai lettori europei e di tutto il mondo, conosce la persona, del Novecento, dando al lettore del Novecento quei messaggi di cui aveva disperatamente bisogno, perché il Novecento è un secolo particolare dal punto di vista letterario. Tolkien rompe proprio con la letteratura a lui contemporanea per ritornare alla letteratura delle origini, ma portandola a un pubblico moderno con un linguaggio moderno che nel Novecento può capire tutto. Adesso se avete domande su questo, perché noi ci avviamo verso la chiusura di questa presentazione, anche perché io e lei penso potremmo stare tutta la sera a parlare, però non vogliamo obbligarvi. Prego Federico. No, sono contento e fare di aver piacere, no? Tutta tua giovane, che hanno fatto questo lavoro, è un motivo di speranza per il presente, per il tempo superiore, no? E giustamente essa andava la lingua sarda non è che debimos
forza a mentare su che ha scritto Max Leopold Wagner, no? Che su 1920 ha pubblicato La lingua sarda, storia, spirito e forma, no? In Svizzera, con una domo editora di Svizzera, no? E noi solo no? Cioè inventiamo un classico, no? Il problema è che noi si definiamo su fare in maniera delle aree puntificio, no? È un sistema linguistico, dice, ma in lingua sarda non si può narrare cosa sameda, sa, che è chiamata modernità, no? Modernità, no, perché su saldo questo è un sistema linguistico che può avere un sviluppo, sì, uno singolo comunità si leana su punti pizzi e sviluppare su saldo, no? Se no, calette su pericolo. L'unaraia amico stimato Piero Chilocca, no? Questa opera culturale, no? Che va su pericolo che su saldo porta a diventare un fossile linguistico. E questo è esatto. Perché se non basa sul passaggio del testimonio da una generazione all'altra, no? È esistito la scuola ufficiale che ha fatto questo saldo. Sì, l'impegno del singolo suo professore, ma come la lingua sarda è sempre in ambito extracurricolare, si entra in scuola, sempre in ambito extracurricolare. Una legge evacua andato che deve essere legale. Ecco. Dunque, no, mi pare di avere piacere e complimento a sa giovane, sa proitteste, a può andare porre un motivo di speranza manna, però sul presente, sul venitore, due sa giovane che si hanno alleato con i figli della lingua sarda e tutti con un tema magari originale. Grazie. In meda non è, ripetisi, che sono libero chi segada, chi truncada proprio con questa tradizione sarda, che la gente pensa che si usando essere proprio dare a risuonare via le cose da questa tradizione, del folklore, però non è casi. Però noi si usando questa lingua nostra e lo possiamo impiegare per risuonare le cose di ogni dia, di questo folklore, ma pure finza di letteratura inglese, come queste Tolkien, ma di musica, di cinema, per ogni cosa. E questa faula che non possiamo fare di tecnologia, che usando si impariamo su si muda da impari con la società, come succede a tutti la lingua sorralta e fratile di usando la lingua romanza si cambiano con cosa succede, come questo è naturale. Posso aggiungere una cosa breve, no? Che hanno dimostrato anche un grande coraggio nello scrivere in una cosa che mi è sembrata vicino a curso della lingua sarda comune, per fruite già l'ischimo su accademico, su professorone, su giornalista, ma no, lingua sarda comune, no, lingua transgenica, ma teniamo su bisogno di una lingua di riferimento, giustamente, l'autore ha mentato Galizia, Galles, Catalogna, no? Tenere una lingua di riferimento, ma tutti si dicono che scrivere in la lingua di Siamanda non posso fare, ma come che sia, teniamo su bisogno di avere una lingua di riferimento, su casa tua, ha più il coraggio di andare contro il suo professorone, giornalone. Noi si queremos rompere accanto più sordo possibile. Io non queria lasciare a sodegioso a fuori de su libro. Dunque, narramos chi abbiamo severato, noi siamo locutoresi, dunque su libro este tene mela de su locutoresi, cosa che è locutoresa proprio latina,
però penso che questa terminologia possa essere compresa pure dai suoi capitanesi e dai soccorristi nella cosa Mesania che fa da una variante di transizione entre locutore e capitanesi che per me è importante che i sardi siamo uniti entre noi. Poi io cosa lingua comune penso che ampare esa variante se non permetta di seguire scrivendo in locutore o in capitaneso scrivendolo a norma, però non come in indischido, un manzano o come in Garzodeo o con ortografia italiana. E penso che l'SC sia un trasto. Quindi anche io tutte le volte a Stefania le chiedo ma dove si deve iniziare a studiare il sardo se non lo sai, ormai lo so a memoria, perché il figlio della regione Sardegna, poi ci sono due macro varianti del sardo, non si spiega come si legge, l'importante è che c'erano i dizionari e le regole. Il sito della Regione Sardegna è molto fornito, è molto ricco, si va a Sardegna Cultura, si possono trovare libri di grammatica, sia per quanto riguarda la LSC, che è lo standard proposto dalla Regione attualmente, sia la grammatica dello Spano, la grammatica di Puddu, sono grammatiche molto valide che danno proprio un panorama grammatico di tutte le varianti del sardo. Penso che un buon approccio sia iniziare con lo standard proposto dalla Regione, poi approfondire con questi libri e scaricare anche i dizionari posti gratuitamente nel sito della Regione, che contiene anche però dei corsi proprio interattivi, sia di logudorese che di campidanese che di altre varianti del sardo, e si possono imparare in questo modo. Ci sono anche corsi YouTube e corsi in quasi tutti i comuni della Sardegna, però io consiglio di iniziare con lo standard regionale, che è il più semplice e ti dà già a una persona che non conosce il sardo, dà già un'idea, un'infarinatura generale di come funziona la grammatica, di come funziona la coniugazione di verbi, di come funziona la sintassi, e poi può benissimo approfondire la variante che più gli è cara o quella che è parlata nella sua zona e continuare a scrivere e a parlare in quella tranquillamente e utilizzare lo standard come punto di partenza, e poi approfondire la variante o logudorese o campidanese o quella che preferisce delle lingue mediane che si parlano in Sardegna. Questo è il mio consiglio soprattutto. Ti volevo chiedere però quello che vi parlava prima di creazione del mito, no? Cioè del fatto che i popoli hanno diritto alla loro mitologia. E in realtà nel mio mente anche fatto un po' di tempo fa stavo scrivendo un monito a proposito dell'inno d'Italia, perché l'inno d'Italia di passaggio molto bene imparato in modo di discussione, perché ad esempio c'è l'elmo di Scipio, no? Che è il fiore africano, un conquistatore, il fiore dei popoli, c'è la vittoria che è schiava di Roma, che ci sono le discussioni di questo passaggio e va bene. Però diciamo che di solito quello che si dice, no, è che quello è un inno scritto nell'800, quindi c'erano i nazionalismi, le discussioni dell'epoca servivano, c'era l'esigenza che i popoli discutivano come oppressi, no, che cercassero il loro passato di cui erano stati grandiosi. A volte questo, diciamo, nel contesto di quel nazionalismo lì, poteva essere tradotto come essere conquistatori. Ecco, come spesso ne parlo di questa cosa, del diritto alla mitologia, della Sardegna? Cioè, io mi chiedo, ma secondo te ci sono gli aspetti problematici nei fatti della mitologia? Molti per esempio questa questione la pongono a proposito di quella che viene chiamata fantasmologia, no? Cioè dicono cose, che ne so, della magia, dei luoghi magici. Ed effettivamente io credo che sia una discussione su questo argomento, perché c'è chi dice che va bene da un lato, no? Appunto perché si parla di una mitologia, cosa che sì è condivisibile, è un tuo diritto, però da un altro è anche problematico, nel senso che a volte è una forma di subalternità, non so,